Salve a tutti, parliamo ora della formula di Bayes e di come utilizzarla in un esercizio. Prima guardatevi però il video dove spiego la probabilità condizionata. Quindi abbiamo esperimenti in due fasi. Prima accade un evento E1, oppure un evento E2, oppure puntini puntini un evento En. E successivamente poi andiamo a vedere se accade un evento A oppure non accade, quindi in negazione di A. Accade evento A oppure non accade, così in tutti. E questi E1, E2 e N sono incompatibili tra loro, o accade uno, accade l'altro, o accade ancora l'altro, e la somma di tutte queste probabilità è 1, la certezza, quindi non ci sono altre possibilità, accade uno di questi eventi. E allora intanto andiamo a vedere la probabilità totale di A, la probabilità che accada A. Quindi se noi ci muoviamo lungo questo ramo, la probabilità condizionata si calcola proprio così, che dobbiamo moltiplicare questa probabilità di E1 per la probabilità di A condizionato E1, e così per tutti gli altri rami. E tutte queste probabilità vanno sommate perché tutti i rami sono incompatibili tra loro, o andiamo in uno o andiamo in un altro, quindi si possono semplicemente sommare queste probabilità, e questo posso scriverlo col simbolo di somma, somma per i che va da 1 a n di probabilità di EI per probabilità di A condizionato EI. Prima di proseguire vediamo intanto questa parte nell'esempio. Abbiamo due fabbriche che producono dei prodotti. Il 20%, allora, se noi guardiamo la quantità totale di prodotti, ne produce 20% la prima fabbrica, 80% ne produce la seconda fabbrica. Quindi si può interpretare come probabilità, nel senso che se io ho un prodotto di questi, ho in mano uno di questi prodotti, c'è il 20% di probabilità che provenga da fabbrica 1 e l'80% di probabilità che provenga da fabbrica 2. E adesso la fabbrica 1 ha il 10% di probabilità che il prodotto sia difettoso, e invece la fabbrica 2 ha il 5% di probabilità che il prodotto sia difettoso, e quindi ovviamente qui il 90% che sia funzionante e il 95% che sia funzionante. Allora vediamo di calcolare la probabilità totale di A, la probabilità che il prodotto sia difettoso. Beh, facciamo come abbiamo fatto adesso in generale, questo 20% per il 10% più 80% per il 5%. Lo scrivo tutto convertendo questo in centesimi: 20 centesimi per 10 centesimi più 80 centesimi per 5 centesimi. Semplifico tutte le frazioni e trovo un cinquantesimo più 2 cinquantesimi e 3 cinquantesimi. Se moltiplico sopra e sotto un 2 ho 6 centesimi, quindi 6%. Quindi c'è il 6% di probabilità che il prodotto sia difettoso, in generale, prendendolo da entrambe, guardando entrambe le fabbriche. 6%, andiamo un po' a vedere intuitivamente, la seconda fabbrica ha il 5%, questo è solo poco di più, anche se la seconda fabbrica ha il 10% di prodotti difettosi. Ma perché questo? Perché la seconda fabbrica ne produce la gran parte, l'80%, per quello siamo così vicini a questo valore. E adesso noi ci chiediamo un'altra cosa. Abbiamo già un prodotto difettoso in mano, quindi la condizione A vale. Noi ci chiediamo qual è la probabilità che il prodotto provenga dalla prima fabbrica sapendo che è difettoso. Oppure ci possiamo chiedere qual è la probabilità che il prodotto provenga dalla seconda fabbrica sapendo che è difettoso. Ci chiediamo questo, è questo che ci dice la formula di Bayes che scrive qua. Vediamo ancora un attimo di capire, sempre conoscendo la probabilità condizionata, che dovreste guardare l'altro video. Probabilità di EI intersecato A e probabilità di EI per probabilità di A condizionato EI, oppure invertendo i due insiemi si può scrivere in un altro modo: probabilità di A per probabilità di EI condizionato A. E adesso dimentichiamoci qua, guardiamo solo questa uguaglianza, possiamo trovare fuori quello che ci serve: probabilità di EI condizionato A, che è quello che qui stiamo calcolando, la probabilità nel nostro esempio che
probabilità che il prodotto provenga dalla fabbrica I sapendo che è difettoso. Vabbè, invertiamo semplicemente questa formula, troviamo questo e questa probabilità di A è quello che abbiamo calcolato prima, quindi o ce la calcoliamo a parte come qua oppure andiamo a sostituire con questa somma, somme per I che va a 1 a n, probabilità di I per probabilità di A condizionato a I. Va bene, allora adesso usiamo questa, è la formula di Bayes, la utilizziamo qui. Abbiamo probabilità di, allora adesso stiamo guardando E1, quindi probabilità di E1 è 20 centesimi, per probabilità di A condizionato E1 è 10 centesimi, e fratto questa probabilità totale di A che abbiamo calcolata prima è 3 cinquantesimi. Adesso questo, se andate a vedere, il primo termine che abbiamo qua, l'avevamo già semplificato, viene un cinquantesimo. Boh, cinquantesimi li semplifichiamo e viene un terzo. Facciamo il calcolo nell'altro caso e sempre calcoliamo questo, vediamo che ci salta fuori in realtà proprio questo termine qua e che anche se andate a semplificarlo era 2 cinquantesimi. 2 cinquantesimi fratto 3 cinquantesimi, semplifichiamo i cinquantesimi, viene 2 terzi. Quindi se noi abbiamo c'è il 2 terzi di probabilità che l'oggetto difettoso provenga dalla fabbrica 2 rispetto alla fabbrica 1. E uno direbbe, ma come soltanto 2 terzi di probabilità che venga dalla fabbrica 2? Eppure la fabbrica 2 produce ben l'80% di questi prodotti. Sì, però ce ne sono molto meno difettosi, ci sono il 5% di difettosi, invece la fabbrica 1 ne fa il 10% difettosi. E quindi questa probabilità qui è un terzo, solo un terzo che provenga da fabbrica 1 sapendo che il prodotto è difettoso. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.